Ciao, sono Betty Bettonica. Sì, ecco. So tutto di tutti da Zivia alla Valdonega. Anche se il mio vero nome è Betty Bettonica, che sa tutto di tutti dalla Sicilia alla Val Camonica. Sono stata progettata per sbetonegare di tutto di tutti. Non sarai mica ancora qui per spettacolare, però. Certo! E le bettoniche cosa fanno? Sparlano! Sì, è vero. Cioè, se quello mi sì. avessero chiamata Betty ti dice una roba. Nessuno. L'anno scorso. C'è ancora il calo delle pile, mi sa, no? Sì, ecco, l'unico difetto è quello che mi ha messo le pile. Ricaricabili. E Si scarica. cioè, ma avessero chiamato Betty acqua in bocca. Allora, Un po' di sta riservatezza la tenevo. sì, Se mi avevano invece- chiamato Betty Bettonica, io sbetonico, va bene? Va bene, va bene. Se te va belle così, se no le così lo stesso, cioè cambia Sugato lo Stella, cambia il mestiere. Cambia le pile. Forse anche quelle. Vabbè, insomma. allora dai, spettegola, sentiamo. Certo! Ho avuto sapere una roba. Sì, Sì. Una roba! sì, Sì. è cosa? La Barbie. La Barbie. No, la Barbie. Dopo che viene fuori il film, Sì. c'è la se le tira. Sì. Una roba! Perché ha avuto un successo, insomma, si è rilanciata. Questo è Nina, Nina. Sì, anche te che hai 64 anni, sì, vola basso, che se te cava la plastica che te che indosso, se vede tutte le rappole. Ma no, Sì, E addirittura. comunque è insopportabile. Ah, È sì? insopportabile. Cioè, ma se te hai cambiato lavori per tutta la vita. La cambia per se lavori la dell'ufficio del collocamento. Sì. Devo avere un libretto di lavoro alto come le pagine gialle di Milano. Di Milano, che Una roba. 1, 2, 3. Sì. E comunque sì, Sì. ha fatto tutto un sacco di lavori, ma Ela. Non la che vuole fare una Eva. Parliamo delle vere star, cioè Sì, veramente una roba. Butto sapere una roba. Sì, Ma sì. una roba, guarda. La Betta. La Betta? La Grego. Elisabetta Gregoracci. Elisabetta la Gregoracci. Gregoracci. Senti qua che era Sì. scritto. Eh. La vola col jet privato del Flavio Briatore Sì. in Svizzera. Accompagna il figlio Nathan Falco. Sì. Che bel nome. Sì, quello è. Nel suo nuovo collegio, quello in cui il 73enne vorrebbe che andasse dal prossimo anno il 13enne, cioè i gas 60 anni di differenza. Poi Sì. torna a Monte Carlo, poveretta, e la dice, la notte però Sì. sono invasa da 1000 pensieri e ho il magone. Chi è il magone? Reginaldo. No, il magone nel E senso. scoppa a piangere Sì. al pensiero di straccarci dal suo piccolo ometto. Sì. Una roba! E la mette le storie sui social. Anche questa qua. Non la che mai vuole vuole fare una Eva. Sì, quello. La Belen Rodriguez. Sono Perché lei ha un figlio che si chiama Santiago. È vero. Però ella Dai. ha un motivo, Beh, dai. già Sì. più. E la sudamericana. Sudamericana, Sì. Cioè, è Santiago. come se il cionca ci amasse su fiori rosolotti. Ma non si può giocare. Salutiamo il Cionca. Questa, la nuova casa da milioni di euro è quasi pronta. Porca miseria, di chi? Chiara Ferragni mostra le nuove foto degli interni del super attico acquistato con Fedez, dove a breve traslocherà, mentre si immortala nell'abitazione con indosso il suo look del giorno. Firmato Dior. Ma una roba! E la fa vedere che è il tavolo e la fa vedere anche la piscina condominiale. Piscina condominiale. Condominiale. C'è gli Ci altri picchia. che butta il seggio delle immondizie. Sì. Lì la lega le piscine. Comunque veramente è una Sì. roba. Detto, senti la notiziona. Un'altra Dai, notiziona. dacci l'ultima. dai, Sonia sentiamo. Brugagnelli Sì, e Antonio Spinalbese insieme dopo le voci sul presunto flirt. Sì. Ma cieli! C'è che l'ha mai visti? Rifate anch'io. La Sonia Bruganelli Sonia e Bruganelli. Antonio Spinalbese. Conosco Franco Spinassi. Una roba. Ma non è la ex di Paolo Bonoli? Che ne so, e comunque guarda la Barbie. Non la che vuole fare una Eva. Beppi Bettonica, Massetto che è una festa talmassia della tua cugina Anna Rapitana, la starnassa le notizie del paese, insieme saresti una coppia da copertina. Questo è il nostro mitico Luke. Certo che era insieme. Sì. Era insieme a Oco Pelaloco. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.